Atti dell'Apostolo, capitolo 2. A Pentecoste. Veramente, il giorno della Pentecoste stava per finire. Tutti quelli che credevano in Gesù si trovavano tutti insieme in la stessa pizza. E andare a cielo si sentette un rumore che assomigliava a un vento forte, che ragnette tutta la camera, ad loro stavano unite, e vedettero qualcosa che assomigliava a tanta lampe di fuoco, che si spartevano e si appusavano in coppa a capo ognuno di loro. E tutto quanto fu in chine Spirito Santo e cominciano a parlare in una lingua che non conoscevano, come lo Spirito Santo aveva ognuno di loro potere si fa capire. In la città di Gerusalemme gestivano ebrei, assai devoti, che erano venuti là, in le pizze romune. Quando sentettero quel rumore così forte, tutta quella gente si accucchiavano insieme e rimanettero senza città, innanzi a tutto quello che stava succedendo. In quel momento, innanzi all'occhio loro, perché ognuno di loro si sentiva parlare con un fracito e capivano buone e chine spande e meraviglie, l'uno con l'altro si dicevano: ma tutti questi che stanno parlando non vennero tutti quanti a Galilea? E com'è che ognuno di noi capisce come si loro parlassero in la stessa lingua nostra? Noi apparteniamo a popoli assai diversi, che stanno pure assai rasati l'uno con l'altro. Noi siamo parte, Mede, Elamite, e certi sono venuti pure a rinda Mesopotamia, a rinda Giudea, a rinda Cappadocia, a rinda Ponte, a rinda all'Asia. Certe persone sono venute a rinda Frigia, a rinda Panfilia, a rinda l'Egitto, e rinda parte della Libia, che sta vicino alla città di Cirene. Sono tutta gente forestiera per la città di Roma. Altra gente sono venuta a rinda l'isola Creta, a rinda la terra dell'Arabia. Ci stanno pure parecchi loro che sono venuti pure a Roma. Certi sono andati a Breia, altri invece si sono convertiti. A Roma rinda religione all'Abreia. E ognuno di noi si per la rinda lingua nostra tutte queste opere assai rosse e chi ne meraviglie che Dio sta facendo. Tutta che la gente si formava là, chi ne meraviglie, chi ne scongierte, e non sapevano manco che avevano pensato. E l'uno culato si dicevano: ma che vuol dire tutte queste? In mezzo a quella folla non ci stavano pure certi altri che si mettevano a sfregugliare dicendo: chi si sono già ubriaca a prima mattina. O primo discorso di Pietro. Pietro, sentendo queste cose, si alzò allerta insieme a tutti là dei unici e a voce chiave dicette: uomini era Giudea, e voi tutti che durate in la città di Gerusalemme, se voi abbiate buone orecchie vostre per sentire tutte quelle che muove righe, vi potete rendere conto pure voi, tutto quello che sta succedendo in questo momento. Perché se vi dico, apprezzate buone quello che vi dico, tutti gli uomini che stanno parlando a voi non sono ubriachi, come voi poteste pensare, perché è ancora abbastanza presto e non sono manco ancora le 9 della mattina. Oggi invece si stanno accompiendo quelle parole che troviamo scritte in il profeta Gioele. In quell'ultimo giorno, dice il Signore, io mi raggiungo a tutto l'uomo lo spirito mio, e figli vostri e figlie vostre diventeranno profeti, e giovani vostri avranno visione, e persone che ho basato faranno sogni. Vuole a tutte serve mie, vuole a tutte serve mie, in quei giorni farà scendere lo spirito mio, e loro parleranno come i profeti. Farà cose che ne meraviglie l'angoppa, rindo cielo e prodigio, che ingoppa tutta la terra, sangue, fuoco e nuvole che ne fuma, o sole danno si scurerà, a luna diventerà rosso come il sangue. Prima che potesse venire quel giorno, rosso e chi ne rogliere il Signore, e tanti chi chiamerà un nome del Signore sarà salvato. Uomini di Israele, sentitemi buono tutto quello che vi sto per dire. Gesù è Nazaret era un uomo mandato a Dio in mezzo a voi. Dio aveva da esso potere di fare miracoli, prodigi e segni, e sarà Dio stesso che l'ha fatta compiere in mezzo a voi per mezzo sua, e voi ho vita assai buona. Chi stom, secondo le decisioni che il progetto fissato a Dio, è stato consegnato in mano vostre. E voi servevano uomini senza scrupoli e chi ne infamità, la vita accesa e la vita inchiodata in coppa alla croce. Dio invece l'ha fatta risorgere e l'ha liberata rinda a chi lo potere era morte, perché non era possibile che Gesù rimanesse per sempre sotto potere morte. Il re Davide stesso rinda un salmo suo e dice proprio di queste parole: io vedevo sempre il Signore innanzi a me, perché esso è quello che sta ritta mia e mi sostiene sempre e non mi fa mai trabagliare. E proprio perché esso so chi ne prezzi rindo il cuore mio, e la lingua mia può cantare tutta quella contentezza che tengo rindo il cuore. E pure la carne mia riposerà sempre in quella speranza, perché tu non abbandonerai mai l'anima mia in il regno dei morti, e non lascerai che il corpo santo tuo si potesse infracitare in la terra. Tu mi hai fatto conoscere tutte le vie che portano in la vita,
e che la presenza tua tu mi regnerai priezza. Frate mio, ratamo canza che potesse parlare con la franchezza di Davide, che è stato un patriarca nostro, disse è morto e fu miserì in Lusburgo. Lusburgo suo si trova ancora oggi in mezzo a noi, proprio perché essa era un profeta, sapeva buono tutto quello che Dio aveva promesso a essa, con un giuramento assai solenne. E fa settare un coppo trono suo e discendente suo. Davide stesso, per il primo tempo, tutto quello che aveva succedere, e tutte le parole sue fanno capire chiaro e tonno come Messia aveva risorgere, e proprio perché se ne parlava e ricette, questo non è stato lasciato in un regno dei morti, e la carne sua non poteva rimanere là dentro per sempre città. Questo Gesù, Dio l'ha fatta risorgere, in un regno dei morti. E tutto quanto noi l'abbiamo vista risorta perché è stato in mezzo a noi per tanto tempo, e che se lo dimmo attestare con certezza. Ma Gesù Cristo è stato alzato in cielo, sta vicino a Dio e ha avuto in mano rubato che lo Spirito Santo che era stato promesso. E proprio oggi, gli sta arrivato pure a noi che lo Spirito Santo come pulito avrei e sentito pure voi. O re Davide non è aiuto in cielo, ma ha detto queste parole. O Signore, ha detto innanzi o Signore mio, assittiti vicino a mano alla ritta mia, insieme a quando non mi terraggi tutti i nemici tuoi con manuscanna sotto i piedi tuoi. E oggi tutto il popolo di Israele ha da conoscere come una cosa certa. Questa è la verità. Questo Gesù, che voi vi accise, giovando in coppa una croce, Dio l'ha fatta davanti al Signore e al Messia. E prima conversione. Tutti quelli che stanno là innanzi, sentendo queste parole, si sentono sportuti al cuore, e stesse tante ricettano a Pietro e tutte le altre discepole. E noi mo capimo a fa. E Pietro rispondette dicendo a loro, cagnate a capo tutta la vita vostra, e ognuno si facesse battezzare in nome di Gesù Cristo, a così avrete pure voi il perdono e tutti i peccati che avete fatto, e lo Spirito Santo scenderà pure in cuore a voi. Io vi posso assicurare che tutto quello che Dio ha promesso conta per voi, per tutti i figli vostri, e per tutte quelle che stanno lontane, pure per tutte quelle che ha il Signore e di nostro chiamerà, per ci portare la salvezza. Parecchia di cose ricette Pietro per far capace e per far credere in Gesù Cristo. Parecchia gente, sentendo che le parole di Pietro si facevano battezzare, e a così in lo stesso giorno quasi 3.000 persone si unettano a tutte quelle che già credevano a Gesù Cristo. La prima comunità cristiana. Tutte quelle che erano diventate cristiane, tutte i giorni stavano a sentire e imparare l'Apostolo e si mettevano a campare insieme come se fossero tanta frate e sorelle. Spezzavano il pane del Signore e pregavano insieme. Si mettevano a campare sempre sotto il timore del Signore, che faceva miracoli e prodigi assai rossi in mezzo a loro, per mezzo di tutti gli apostoli suoi. Tutti quelli che credevano, campavano insieme, mettevano insieme pure tutto quello che ognuno poteva tenere. Chi teneva una proprietà o bene, o vendeva, e tutte le denaro che androidava e sparteva con tutti quelli che erano più pazienti loro. Ogni giorno rienivano rindo tempio, rindo a casa loro, spezzavano pane e mangiavano chine e priezze, e con una semplicità di cuore. Alludavano Dio e venivano apprezzati assai in mezzo a tutta la gente. E il Signore, giorno per giorno, faceva unire a quella comunità tutte quelle che venivano salvate.